libero per ascoltare. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Grazie Speva, buon lavoro a te, amici e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, oggi abbastanza in ritardo, ci scusiamo con voi e con gli ospiti e cominciamo subito la nostra trasmissione perché noi oggi abbiamo per questo secondo appuntamento, lascio che la presentazione venga fatta dall'amico Alex Cereda. Vai pure, Alex. Buongiorno a te e buongiorno a Maurizio Giugno. La seconda puntata dedicata questa volta, la scorsa, al papà di Maurizio, che è stato un valente pilota siciliano e ha corso gloriosamente con il marchio Alfa Romeo. Questa puntata parlerà invece dell'impegno di dottor Maurizio Giugno nella commissione ufficiale di gara C-Sport e anche con vari incarichi, oltre al suo passato, che io ricordo perché ero ragazzino e seguivo i rally siciliani, del suo passato sportivo, se ben ricordo con l'Arittimo 130. Sì, il passato sportivo è quello tutto con l'Arittimo 130, Abarth, con cui ho affrontato un'intera stagione di rally all'inizio e poi di velocità in salita. Rally era la passione, diciamo, per quella che era la possibilità appunto dell'epoca con questa vettura, che era veramente una vettura molto, diciamo, performante, e affrontai i primi 3 rally alla stagione, però poi il mio navigatore partì militare, perché all'epoca c'era ancora il militare, e quindi dovetti cambiare, diciamo, specialità per passare nei rally, dai rally alla salita, in quanto all'epoca la Fiat faceva gli sconti su questa vettura, ma lo faceva solo se tu partecipavi a un numero minimo di gare, quindi andai in salita, ma con un grande piacere, devo dire, fu bellissimo perché affrontai le migliori e le più belle salite dell'epoca, Cefalù, Lingua Grossa, Giarre, Caltanissetta, insomma le più belle salite, Collesano, Piano Zucchi all'epoca, quindi tra le più belle magari velocità in salita che c'erano in Sicilia all'epoca. Con risultati, diciamo, un po' altalenanti, in quanto la macchina era da rally, non era proprio una salita, quindi abbiamo pagato un po' di scotto. Comunque è stata una bellissima esperienza. Adesso l'impegno nella C-Sport. Ho letto l'impegno della C-Sport, diciamo, mozione per le auto storiche, per valorizzare le auto storiche, solo dell'impegno su questo progetto. Allora no, intanto chiudendo la fase, diciamo, precedente, mio padre poi finì di correre e diventò lui commissario sportivo nazionale all'epoca. Quindi diciamo che dopo aver passato tanto tempo in mezzo alle gare, mi ritrovai anche io all'inizio della mia, diciamo, età appena 18enne, 19enne, con mio padre che era già commissario sportivo nazionale, che andava in giro in tutte le gare d'Italia a esercitare questo ruolo che è quello del giudice di prima istanza, nella buona sostanza, che si esercita con un collegio, diciamo, con altri 2 commissari regionali. E da lì, chiaramente, dopo aver fatto quella piccola esperienza in salita, diciamo nei rally, piano piano passai verso appunto questa diciamo possibilità. Infatti iniziai dapprima come commissario di percorso, come fanno tutti, per poi diventare subito, addirittura nel 1982, diventai subito dopo un anno commissario sportivo regionale, perché chiaramente avevo, diciamo, una visione delle cose un po' più ampia, capite bene, avendo mio padre in casa che seguivo per le gare, poi lo seguivo come commissario sportivo nazionale,
per me avere gli annuari era, cioè, ce li avevo tutti intorno, quindi ero giovane, mi piaceva tanto e quindi apprendevo con molta facilità. E quindi cominciai come commissario sportivo, all'epoca c'era la CSAI, c'era la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, e cominciai appunto come commissario sportivo per diversi anni, finché appunto nel momento in cui nel 2010 feci gli esami da commissario sportivo nazionale, diventai anche commissario sportivo, ma nel frattempo avevo intrapreso anche la carriera, diciamo, da dirigente sportivo già nel 2005. Iniziai la prima, diciamo, mia esperienza facendo parte della commissione velocità in salita, la sottocommissione, all'epoca si chiamavano così, e lì fu un'esperienza esaltante, perché con quegli anni, con quella sottocommissione che era presieduta all'epoca da Giorgio Croce, si fece veramente praticamente tanto, si misero le basi e si scrissero tutti i regolamenti che poi hanno generato il campionato del CVM, il famoso CVM, il campionato di velocità montagna, le cui norme di fatto in gran parte sono state redatte da me, anche in collaborazione con tante altre persone, per cui l'introduzione di gara 1, gara 2, diciamo anche la struttura del gara, del campionato, con tutte le piccole, diciamo, attenzioni che c'erano, e con la struttura all'epoca del CVM, del TVM, del trofeo, e poi delle gare di coppa, che c'erano le gare, all'epoca c'erano 3 campionati, con non tantissime gare. In quegli anni vi furono anche alcuni passaggi delicati, per via prima degli incidenti con le vetture prototipo, si verificarono alcuni incidenti particolari, fu necessario intervenire, e si intervenne in quegli anni anche sulla sicurezza delle gare in salita, specialmente grazie alla collaborazione di molte persone. Furono appunto anche gettate le basi sulla nuova sicurezza delle gare in salita, che tutt'oggi comunque si reggono in gran parte su quella normativa. Fu veramente esaltante, diciamo, anche questo passaggio da gara 1 a gara 2, perché all'epoca le gare in salita si vincevano, i punteggi si acquisivano solo per somma di, cioè chi vinceva la gara praticamente, anche se la gara in Le Mans. Invece noi fecimo un anno di sperimentazione e introducemmo questo principio in cui tu i punti li potevi prendere, si dividevano a metà, li prendevi in una sessione, in una sezione, in maniera tale che se tu fai una grande trasferta, magari hai un guaio durante una sessione, puoi raccogliere. E questo fu il primo anno. Poi passai alla commissione anche autostoriche, in cui, diciamo, mi esercitai anche lì in alcuni grandi cambiamenti, soprattutto nello spingere il campionato italiano della regolarità, il CIREA, che era diciamo la nuova frontiera da poter appunto mettere in moto, e fu lanciato in maniera ottima. Da lì il campionato italiano della regolarità, stiamo parlando di gare come Campagna e Cascine, che sono gare di grandissimo livello dal punto di vista dei regolaristi, come anche al sud, Coppa dei Lupi, insomma tante gare che si svolgono in Italia per la regolarità. Fu lanciato questo campionato, e da lì poi anche il CIGE, l'ultimo anno che restai in commissione autostorica, lanciammo il campionato italiano dei grandi eventi, che è poi quello che oggi vedete, dove c'è la 1000 miglia, Coppa delle Alpi, insomma eventi prestigiosi. Sì, eventi prestigiosi che ho racchiuso per regolamento, che ancora tutt'oggi, diciamo, è stato validato, con tutte chiaramente le evoluzioni del caso, anche non ultimo appunto il discorso che stai facendo tu della evoluzione anche delle autostoriche, con l'apertura alle classiche, al gruppo K, e anche se già in quegli anni, sotto la presidenza del presidente Cantarella, perché il presidente della commissione salita era l'amministratore delegato della Fiat, che tutt'oggi ancora presidente della commissione autostorica, introducemmo le prime J1, J2 dall'86 al 90,
e quest'anno con la modifica che è stata fatta in FIA si è andati fino al 2000, quindi si è aperto un notevole picchio di mercato di queste vetture, che considerate che lì dentro ci sono superturismo, superproduzione, macchine fantastiche che sono state chiuse nei garage, che da oggi in poi potremo vedere man mano che riusciranno ad avere la documentazione sportiva necessaria. Nel corso di quest'anno potremmo anche vedere in azione su tanti campi di gara diversi, sia dalla salita, nei rally, così gli occhi degli appassionati potranno essere soddisfatti. Forse perché devo fare degli aggiornamenti alla mia auto storica. Esatto. Volevo farti una Giulia 1600 Biscione gruppo 2. Sì, ecco, sì. E quelli adesso c'è semplicemente, quelli è stato aperto anche fino al 93 per le Sport, le B, le JR, e comunque anche le K sono delle vetture molto 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 interessanti, devo dire. C'è un notevole salto di qualità e quindi siamo felici del questo. E poi, continuando, lasciai la commissione rally e andai in commissione rally. Commissione rally sono 8 anni in commissione rally, e le maggiori cose che sono state fatte, dal punto di vista regolamentare, sono state il CRZ, grazie a Daniele Setti, che è il presidente della commissione rally dell'ultimo quadriennio e quello precedente. Abbiamo messo su la Coppa di Zona, che è quella con la finale unica, in cui mediamente abbiamo 180-230 finalisti, di cui almeno si parla di 23, 26 under 23. Capisci bene che la crescita del settore rally, con tutte le limitazioni del caso, perché sai, c'è chi vede il rally un po' dal punto di vista materiale, in cui si facevano questi rally lunghissimi. Anche io, quando correvo, si facevano 12 pro speciali, si facevano senza assistenza, senza parco assistenza, mentre oggi chiaramente le esigenze delle persone sono più, hanno necessità di essere racchiuse in dei format che comunque consentano in 2 o 3 giorni di poter svolgere il rally, e quindi anche le distanze delle prove speciali non sono così elevate. Comunque il dibattito non è su questo, ma come abbiamo visto noi dal punto di vista numerico fino all'anno scorso, a parte la crisi attuale per il discorso dell'assicurazione, che comunque ieri è stata anche superata da Tara, si parla di 130 rally l'anno. Capisci bene che è un numero notevole. E quindi lì abbiamo fatto queste piccole modifiche, l'introduzione del supervisore nei rally, che sempre per la sicurezza, tante piccole interventi normativi che sono stati pensati. Sono grandi, perché comunque sono mirati alla sicurezza, sì, non è mai troppa. La sicurezza, sì, prima l'introduzione del DAP, che è appunto delegato al percorso, che comunque è licenziato AGI, mentre i supervisori sono delle figure che vengono inviate direttamente dalla DSA, dalla federazione, 60 giorni prima a visionare i percorsi e a validarli, comprese anche le postazioni dei commissari, tutte le protezioni, per appunto prevenire i rischi, soprattutto in ottica di prevenzione. Quindi prevenire tutti i rischi potenziali che ci possono essere, e quindi anche per il pubblico, che è una delle comunque componenti che in questo periodo ci ha creato più problemi dal punto di vista comunque federale. E poi appunto la sua esperienza con nel gruppo ufficiale di gara, in cui devo dire sono stato molto contento. Per i primi 2 anni abbiamo fatto alcuni grandi passi avanti dal punto di vista normativo, e poi la federazione ha voluto lanciare l'Academy, Motorsport Academy, che affianca il gruppo ufficiale di gara nella formazione, anzi nella specializzazione, quindi dal punto di vista pratico,
degli esami o comunque dei passaggi di qualifica, ed è un'ottima idea che appunto sta portando piano piano dei frutti in ottica di specializzazione di tutti i commissari di ufficiali di gara, perché ci sono tantissimi volontari, attenzione, perché questo è appunto un'attività volontaria dal punto di vista di ciascuno di noi, a partire dai commissari di percorso per finire a commissari tecnici, commissari sportivi, ai verificatori, sono tutti dei volontari che prestano la loro Per attività passione. per passione, quindi infatti io sono in macchina perché sto andando a fare degli esami per un gruppo di ufficiali di gara ad Acireale, quindi stamattina sono in giro per formare, perché hanno fatto il corso, perché fanno dei corsi, seguono dei corsi formativi, così come sono stati indicati dal gruppo, in cui si studia sia la parte sportiva, sia la parte, diciamo, dell'emergenza medica, l'emergenza antincendio, e quelle comunque sono, diciamo, le segnalazioni e dei compiti e dei doveri di ufficiali di gara. Stamattina dovranno superare un piccolo test, abbiamo cambiato il nome, ma diciamo un piccolo esame. Quindi c'è un bel gruppo di persone che mi aspettano. Come? È bello sapere che il motorsport è vivo ed è in crescita, è importante. Quello sì, per adesso, a parte lieve, ci sono state delle turbolenze, diciamo, in federazione, però chiaramente lo sport va avanti, dal punto di vista della passione, come vedete, stamattina c'è stata la Formula 1 che è il top, ma oggi ci sono un rally in Sicilia, ce n'è un altro in Puglia, in Sicilia abbiamo un rally con 100 partenti, 800 partenti, in cui abbiamo tutti i nostri ufficiali di gara sul campo, ci sono i commissari, ci sono i piloti, i navigatori, tutti in regola con le loro licenze, affinché questo, svolgendo questo sport secondo le regole, no? Poi le regole del gioco sono quelle che servono per divertirsi, Assolutamente sì. Un minimo sindacale per poter svolgere un'attività sportiva in cui c'è un'attività agonistica rilevante, non è un'attività amatoriale, chiaramente stiamo parlando di agonismo, quindi prego, benissimo. Qualche domanda, se avevi qualche altra domanda posso io ho una domanda, perché siamo in chiusura, quindi sì, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo, massimo 2. Come vanno le Alfa Romeo in queste gare, sia storiche che ordinarie? Alfa, ultimamente, chiaramente l'impegno di Alfa dal punto di vista sportivo, se noi retrocediamo il tempo al superturismo, in quel periodo Alfa era dominante, no? Ci ricordiamo tutti Larini, che vinceva contro le BMW, no? Quel periodo per noi alfisti, no? Perché io mi considero anche, mi pare, forse tanti anni con l'Alfa Romeo, e quindi diciamo mi conosco bene, partendo addirittura il meccanico di mio padre lavorava in Autodelta, quindi vi ho detto tutto, c'era Chiti, io ho incontrato Chiti, Merzario, di persona, cioè mio padre anche in salita a Merzario, a Tagliaflorio, o comunque a Pergusa quando vennero con le 33 TT12, ve le ricordate, quelle Fernet Branca? Sì. Stiamo parlando di cose che fanno, diciamo, 68. esatto, io ero piccolino, però queste cose ci andavo con mio padre, quindi da un punto di vista, e poi diciamo negli anni poi 80 ci furono per esempio le Alfa Sud, vi ricordate il trofeo, no? Alfa Sud, Fu uno dei trofei più, diciamo, seguiti e più partecipati, no? Da cui poi nacquero tante 1003 gruppo 2 che comunque nei rally anche in salita fecero avanti, e poi si passò, diciamo, alla 140, alla 156, diciamo, appunto alla 155, diciamo quella che fece il DTM, macchine progettate, la 155 fu progettata appositamente, la Limone, ci furono molti interventi sul piano telaistico per poter combattere lo strapotere delle Mercedes, il DTM, insomma l'Alfa ha fatto sempre la sua parte. Per adesso
l'unico diciamo vagito che si è sentito è quello della Lancia, che rientrerà nei rally con il numero Y. Addirittura adesso rientrerà già nel rally che si svolgerà in Regione Piemonte, per poi venire anche in Sicilia, e non so, pare che ci siano più di 50 iscritti. Questo già dovrebbe essere un Molto bene. successo di Stellantis, ecco, da questo punto di vista. Allora, il nostro ospite, per la gentile disponibilità, lo riavremo ospite dopo una pausa, quindi nei prossimi mesi, settimane, chiederò al nostro ospite di poter intervenire nuovamente, anche perché le cose che ci deve raccontare sono tante e piacevoli, però il tempo purtroppo restringe. Il tempo è breve, certo. No, io vi ringrazio la vostra gentile cortesia per avermi ospitato, proprio per aver diciamo, raccontato questa mia breve esperienza. In ultimo, poi volevo solo dire che io ho anche un altro piccolo incarico a cui tengo moltissimo, che è quello di fare gli esami teorici del corso di prima licenza, perché la C-Sport ha introdotto infatti anche Alessandro l'ha fatto con me, il corso di prima licenza, che è un corso che si fa, che la federazione ha voluto per appunto instradare tutti i giovani comunque all'atto di richiesta di prima licenza, che abbiano una diciamo conoscenza sia di stress, quindi ANT, o comunque polare ANT, cinture, ecco, comunque anche sarà argomento di una prossima puntata, allora, ecco. Allora, grazie a tutti e al piacere di risentirci presto di nuovo. Grazie, buona giornata, grazie. Avete ascoltato il garage